Il tema dell'autonomia è un tema importantissimo per quanto riguarda le imprese e riteniamo che sia passato anche già troppo tempo. Così parlò Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Vicenza. L'autonomia è una priorità per le aziende, un'istanza che questa settimana è stata lanciata anche dalla Regione Veneto in pressing sul governo perché il disegno di legge sull'autonomia venga inserito all'ordine del giorno nel primo Consiglio dei Ministri utile. Vediamo troppi ostacoli anche all'interno del governo di centrodestra, quindi vogliamo capire chiaramente anche da questo governo se hanno intenzione di dare una risposta chiara e concreta ai cittadini del Veneto che hanno votato in massa a favore dell'autonomia, oppure se qualcuno a livello romano con qualche scusa vuole ancora prenderci in giro. Chiediamo anche noi al governo che ci sia un'accelerazione per arrivare a conclusione di questo tema molto importante. Si sono succeduti 5 governi dal 22 ottobre del 2017, quando il 98% dei veneti che ha partecipato al referendum regionale consultivo si è espresso a favore dell'autonomia, una riforma importante per tutto il mondo dell'impresa. Riteniamo che l'autonomia sia una riforma molto importante perché c'è vicinanza tra l'amministrazione locale, le imprese e i cittadini e possa essere misurabile su come vengono spesi i soldi. Non solo l'autonomia però, la flat tax è uno dei cavalli di battaglia del governo nella prossima riforma fiscale. Per quanto riguarda la riforma sulla flat tax, siamo stati anche colpiti in maniera positiva. La cosa che ci lascia un po' perplessi è che incide su una percentuale molto bassa di imprese. A livello provinciale incide per il 2,6%, dunque un'incidenza che non dà tanto respiro alle nostre imprese. Il giudizio sui primi 100 giorni di governo da parte di Confartigianato è comunque positivo, ma ci si aspetta qualcosa di più. Il governo in questo momento è riuscito a fare quello che poteva fare. Le risorse sono poche e sono riusciti a distribuirle in maniera anche equa e certamente ci aspettiamo qualcosa di più. Un governo che è salito in un momento così difficoltoso, possiamo dire che ha raggiunto una buona sufficienza aspettando qualcosa di migliore.